Ok, ci siamo. Buonasera a tutte e a tutti. Buonasera a tutti. Oggi siamo qui a grande richiesta e stiamo per andare all'epoca a fare un viaggio astrale, appunto come ben avrete visto dal canale. In questo canale si fanno viaggi astrali, ma non solo. E stiamo per fare un viaggio astrale, appunto, una percezione esoterica come quelle che fanno anche altre persone sul web, ma anche altre persone che lavoravano e che sicuramente lavorano anche per servizi più segreti rispetto a noi. Andremo nuragica, nell'epoca nuragica. Vedremo cosa c'era, cosa si faceva e via dicendo. Questa sessione l'ho fatta anche tanto tempo fa, ne ho fatto anche tante altre che non ho mai pubblicato, diciamo per conto mio, visto che comunque in questa vita sono sardo, sono appassionato appunto di questa parte di storia e sono andato varie volte a dare un'occhiata. Molto spesso me le sono tenute per me, l'80% non le ho mai pubblicate. E niente. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No, buon viaggio. Ok, come sempre come sempre, come anche le altre volte, non sempre, c'è Angelo qui che mi assisterà durante questo viaggio. Ok, buona visione, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, far girare il video se pensate che questi contenuti possano essere utili. Ok, grazie. Ok, io ma mi concentro, entro in percezione. Vediamo un attimo un'occhiata. Aspetta. Ok, sì, sta registrando. Ok, do una ripulita anche a te.
che posizione mi vedi? Oh, ti vedo tipo come se fossi mezzo sdraiato in una poltroncina. C'avevi una parte poi tutta nera. Ti sto ripulendo. Perché? No, niente, sono seduto nella sedia lì davanti al computer. Ah, ok, Mi ok. stanno bruciando le mani, cioè le mani praticamente in aria. Mhm. Eh sì, sei... Per quello te l'ho chiesto, solo perché mi stanno bruciando le mani. Sento molta energia nelle mani. E c'è la tua anima che sta collaborando con la mia. Stanno richiamando energia. Poi ho chiesto che anche a te arrivino informazioni pulite, armoniche, Bravo. senza distorsioni. Ok, scommetto che quella roba nera sono tutte le cose giornaliere che accumuliamo. Niente Eh di... sì, 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 sì. C'è una sorta di entità anche, la facciamo uscire adesso. Ah, pure. Vabbè, quelle poi si creano. Sì, sì, esatto, hai capito. Quando entri in quel loop di pensieri, di emozioni, lì si iniziano a formare. Sì, anche perché devo andare a meditare, non sono andato ancora, quindi volevo andare per una cosa o dell'altra. Non ti preoccupare. Devi fare quell'esperienza lì. Lo sto prendendo come uno sport, infatti. Ok, adesso lo facciamo uscire, tutta questa roba qua. Tutto fa parte del gioco. Sì, ok, sto allontanando alcuni spiritelli. Stavano seguendo a me. Addirittura spiritelli. E perché ieri sono andato a fare un bagno al chiaro di luna e quindi devono aver seguito. E io ieri anch'io ho fatto una sorta di meditazione nel terrazzo con la luna. Figo, però io al mare. No, ma 2 giorni fa, scusami. Sì, 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 sì. Vedi, diciamolo. Cosa può attirare la luna? Allora, aspetta, non confondiamo che sto pulendo. È vero. Questa parte la taglio, poi magari lo vediamo. Esatto, bravo. Troppe informazioni non ci Sì, prendiamo. poi se no, poi dopo ci incasiniamo, magari poi chiediamo anche ai nuragici quando siamo lì. Marco, perdonami, non ti chiedo queste cose perché io vado con un treno, non lo faccio apposta, Sì, lo so, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. Ok, no, mi sto Possiamo tagliare tutto. Sì, infatti, sto leggendo la zona neutra adesso. Sai che mi sento più leggero. Oh, sì, sì, no, ma infatti si è molto più leggero. Sì, anche più schermato da prima adesso. Hai bisogno di un pulizia generale. Adesso adesso stiamo entrando nella zona neutra, completamente. Ok. Ok, grazie fratelli, grazie Dio, sostegno, grazie. Ok, adesso vediamo di connetterci con l'epoca nuragica, o meglio, io direi qui con la Costituzione mi stavo dando le guide. L'intuizione che mi arriva è di connetterci all'inizio dell'epoca nuragica. Anche a me mi era arrivata l'intuizione di dirtelo. Connetterci all'inizio per capire più cos'è che fa nascere quella che poi diventa la società nuragica. Che tipo di civiltà è soprattutto, e da chi ha avuto queste informazioni di costruire i nuraghi. Sì, Chi ha esatto. portato queste informazioni? Esatto, adesso vediamo cosa... Ok, sta iniziando a formarsi l'immagine. Siamo in un'epoca antica, molto antica, dovrebbe essere circa, a me arriva 10.000 anni fa,
La Sardegna e la Corsica sono unite anche attraverso una sorta di linea di terra che li unisce proprio alla Toscana, ma non c'è la Sardegna come la conosciamo, cioè nell'epoca nuragica. Non si vedono, si vede qualche torre però, sì, in qualche torre c'è già, anche se non sono monumentali, a parte qualcuno un pochino più alta, ma qualche torre c'è già in giro per l'isola, ma l'isola è coperta per l'80% da boschi, fittissimi boschi, di ogni tipologia di pianta esistente della macchia mediterranea, ma piante molto grandi, sono molto più grandi rispetto a quelle attuali. Sono piante secolari da tutte le parti. È unita con la Corsica e sono un tutt'uno, anche lì è pieno di boschi. Ci sono alcune zone un pochino senza boschi, ma per la maggior parte è tutto bosco. Tu hai detto 10.000 anni fa, quindi sono 8.000 prima di Cristo? Sì, esattamente. Praticamente è un'isola lussureggiante dove ci sono pochissimi esseri umani, però ci sono pochissimi esseri umani che sono molto schivi, vivono in piccolissimi gruppi. L'isola è semi-disabitata, si può dire. Cioè, veramente siamo molti meno rispetto anche al giorno d'oggi. Ci sono molti più tipi di animali, molti più tipi di piante anche. Piante che adesso non esistono più, tipo una specie particolare di quercia, tipo la sughera, ma è diversa. Dimmi quando posso chiederti una cosa. Sì, sì, dimmi. Allora, noi stiamo parlando di 8.000 anni prima di Cristo, giusto? Sì, Me lo confermi? Ok. sì. Quindi stiamo parlando dopo 2.000 anni o 3.000 anni, 4.000 anni dopo il diluvio? O reset, come lo chiami? No, il diluvio non è ancora avvenuto qui. Mm. Non c'è ancora il diluvio. Mi dicono che siamo per la fine del diluvio. Il diluvio non ha colpito questa zona per ora. Non ci sono grandi problemi. È come se fosse un paradiso dell'Eden praticamente. Il diluvio sta colpendo duramente altre aree del pianeta e il diluvio è un diluvio di meteoriti, di piogge di meteore, che poi causa eruzioni vulcaniche e altre cose, ma non c'è adesso, in Sardegna non c'è un problema del genere. A parte sta per venire un altro, ecco il diluvio che dicevamo. Poi tenete conto che le date possono sempre leggermente variare, quindi non fissiamoci troppo sulle date, a volte in astrale un pochino potrebbero variare. A volte sono precise, a volte un po' meno precise. Quello che vedo è che colpiscono una pioggia di meteoriti, colpisce la Terra, ma colpisce anche proprio degli asteroidi che giravano intorno alla Terra, che poi vanno a schiantarsi sui ghiacciai e iniziano a sciogliere in maniera repentina i ghiacciai. In maniera repentina i ghiacciai, e lì praticamente è come se avere un'apocalisse a livello mondiale. Cioè... Sì, dimmi. Questi asteroidi sono mandati da qualcuno o naturalmente? Ci sono degli esseri in un'altra dimensione, diversa da quella fisica, che vogliono movimentare il pianeta perché è troppo lento e gli umani si sono fermati a livello evolutivo, cioè sono fermi da molto tempo sempre sulle medesime cose, a parte alcune aree
che poi infatti verranno parzialmente resettate dopo questo periodo. Principalmente è fermo il pianeta. Ci sono aree dove però la Sardegna non c'entra niente in questo caso. La Sardegna è un paradiso. Immaginate il paradiso terrestre. Ecco, la Sardegna è un paradiso terrestre. Abbondanza di cibo, di frutta, di animali da cacciare, c'è quiete, non ci sono le guerre, non c'è nessun problema. Poi ci sono altre zone del pianeta dove ci sono invece civiltà ancora più progredite a livello proprio anche scientifico. Quindi Atlantide non c'è lì. Atlantide non è qui, Atlantide io la percepisco, ma non è in questa zona, non si trova in Sardegna in questo momento. Ok. Atlantide governa, tra virgolette, la Sardegna, è un territorio di sua appartenenza, ma per modo di dire non va a influire direttamente sulla carta. E poi Atlantide mi viene da dirti che è già stata distrutta, cioè non c'è già, rimangono rimasugli di Atlantide, non c'è più l'Atlantide di cui c'è quella proprio antica, cioè c'è già qualche altra cosa che sono dei sprazzi di quello che era quell'antica civiltà, ma non c'è più. Ok, magari Faremo un'altra sessione al riguardo. un'altra sessione, esatto, stavo dicendo. Sì. Vabbè, controlliamo che tipo di civiltà c'è in Sardegna in quel periodo. Sono uomini molto piccoli, con una carnagione, alcuni molto bianca, altri tenente l'olivastro, ma principalmente sono bianchi comunque. Hanno tutti i capelli lunghi, capelli molto lunghi, anche gli uomini non si tagliano i capelli. Vivono, cioè, di caccia e di raccolta di Come sono cibo. vestiti? Sono seminudi, si mettono qualche pelle come vestito, intrecciano qualche erba, qualche giunco. Ma sono tipo pigmei? Sono piccoli, sono alti circa 1 metro, 1,10 m. Molto piccoli, sì. Dove vivono questi? Su tutta l'isola della Sardegna e della Corsica, vivono anche su altre parti d'Europa, in altre parti d'Europa. Sono come le guide mi dicono gli umani originali. Sono piccoli, alcuni hanno anche dei piercing nel naso, tipo le tribù del Sud America. O Indios, sì. Indios. Sono piccoli, venerano la figura femminile, la terra venerano e il cielo. Quelle che diciamo tra virgolette governano, però non è che c'è proprio una vera e propria legge, ma sono una serie di sagge, sono delle nonne, sono delle donne molto anziane del villaggio che gestiscono dei villaggi, perché poi non c'è uno stato, non c'è uno stato preciso, ci sono queste tribù che raramente hanno avuto dei litigi, comunque bene o male riescono sempre a risolvere le cose in maniera pacifica e regolano proprio anche l'equilibrio naturale dell'isola, fanno in modo che nessun animale diventi troppo poco, sono dei regolatori. Sono animici. Tutti animici sono, hanno tutti Dove l'anima. vivono però? Hanno villaggi, nuraghe, dove vivono? Allora, hanno piccoli villaggi, tipo le pinnette sarde, e poi la casa della madre è un piccolo nuraghe, o comunque sono delle strutture che poi sono prima delle piccole torri, perché torri sono dei terrazzamenti, hanno creato tipo questa sorta di piccole piramidi terrazzate, sembrano nuraghi ma non è che siano proprio nuraghi, come li conosciamo oggi tipo torri, sembrano più ziggurat terrazzate, e sottoterra ci sono una serie di gallerie anche in alcuni, ma principalmente ci sono camere sotterranee dove vanno lì in caso di freddo o di forte caldo. Principalmente loro però vivono in superficie. Vivono in superficie e gran parte tornano più che altro nelle case per fare a volte qualche lavoro, per cucinare qualcosa, stanno fuori. Principalmente loro vivono all'aria aperta. Vivono all'aria aperta, non fanno grosse imprese,
Cioè sono proprio sereni e tranquilli, loro vivono a contatto con la natura, non lavorano mai, l'unica cosa che fanno è riprodursi, andare a caccia e a raccogliere, basta, fine. E poi fanno delle feste religiose dove venerano gli animali, le piante, il clima, eh, l'universo, cioè le stelle, la terra, queste cose qui. È una società animista praticamente. Vivono con serenità praticamente. Sono in pace, sono il paradiso, cioè sono il paradiso dell'Eden praticamente. Loro vivono in un paradiso terrestre, non hanno nessun problema, non ci sono bigotismi, le persone si uniscono liberamente, non tanto andando a creare magari per forza dei matrimoni come li conosciamo al giorno d'oggi, ma a volte creano delle alleanze, dei gruppi, delle amicizie molto forti che poi vanno avanti nel tempo, si protraggono e a volte diventano forti, tanto che poi alla fine finiscono in delle coppie, ma la coppia non è l'idea precisa, pensata, capito? È una cosa che si sviluppa naturalmente. Eh, loro, quello che interessa a loro, che loro venerano, è l'amore, cioè il fatto di volersi bene, vivere in pace con gli animali, con le piante, con gli altri loro fratelli di altre tribù. Sono società completamente pacifiche, con questi lunghissimi capelli, con cui fanno trecce, fanno varie cose. Non so, sono più un segno di prestigio. Come se loro credono che nei capelli ci sia la saggezza dell'essere umano. Quando un essere umano inizia a perdere i capelli, vuol dire che la saggezza sta venendo persa. Cioè Probabilmente loro non, intendono probabilmente non l'essere perdevo i umano, capelli. loro intendono l'essere umano come loro però, o ci sono Loro anche esseri conoscono umani come principalmente loro come esseri umani, poi hanno visto, alcuni di loro hanno preso conoscenze da altri popoli, da spiriti, eccetera, hanno fatto alcune navi, qualcosa, hanno iniziato a muoversi anche, ma poca roba. Conoscono altri tipi di esseri umani. Per loro il pianeta è un mondo magico, cioè loro sono un mondo magico dove non si stupirebbero di niente, perché tutto è un mondo, meraviglia per loro. un mondo fantasy È tipo praticamente. un mondo fantasy, bravo. Cioè, loro parlano infatti di terre lontane, di racconti di viaggiatori che sono arrivati da loro, di cose assurde. Però loro, il loro potere, la loro forza viene dalla natura. La natura è proprio Guarda, una roba stai, incontaminata. stai descrivendo gli Hobbit. Mi venivano più in mente loro, sì, loro sono tipo gli hobbit del Signore degli Anelli praticamente, solo che loro hanno i capelli lunghi e a volte c'è anche una sorta di poligamia anche in alcuni casi si crea tra di loro, perché comunque loro non hanno un'idea fissa di coppia. Cioè, se gli uomini scarseggiano, l'uomo deve essere condiviso per potersi riprodurre, capito? Non vedono una roba del genere, non sono. Sono completamente diversi da noi. Ecco, Completamente. tu prima hai detto che c'erano dei pochi Urali, ma loro c'entrano qualcosa con gli Urali? Sono i loro, li creano loro, li fanno loro. Ah, Li li fanno fanno proprio loro, loro. li fanno loro, li fanno loro, sì. E come fanno a sollevare tutte quelle pietre enormi? Allora, conoscono le vibrazioni, riescono a alleggerire le pietre. Ci sono dei Ah, suoni che riescono a emettere con la voce, che riescono è come se riuscissero loro tramite i suoni che emettono a plasmare la natura. La natura, anche gli alberi riescono a farli crescere in una determinata posizione, e le pietre come se diventassero molto più leggere e poi riescono a spostarle a mano. Si sono resi conto che in alcuni periodi, con questi suoni, più il fatto che le condizioni atmosferiche proprio, l'acqua, la pioggia, il sole, riescono a rendere queste pietre morbide e leggere. E loro riescono in questo modo ad alleggerirle. Non è tecnologia, cioè non è tecnologia come noi la conosciamo, è tecnologia spirituale. ok, tu praticamente stai, stiamo vedendo Ci sono tipo dei riti la... che fanno verso le pietre per alleggerirle, passano anche alcune piante. È come se andassero a consacrare la pietra e a spiritualizzare. Alla fine la pietra è più vicina al mondo dello spirito. Quindi la pietra riesce a diventare più leggera.
Quindi tutto è iniziato la costruzione di questi nuraghi da questa civiltà qui. Sì, cioè non sono grosse cose monumentali, molto spesso sono piccoli, modesti. Anche le piramidi sono piccole, non sono troppo grandi. Non ci sono pietroni immensi. Le pietre immense che ci sono, più che altro non sono nuraghi, Sì. sono menhir che loro hanno eretto, capito? Non Ma sono i nuraghi nuraghi. che abbiamo adesso, tipo Santo Antine o Non li hanno Vanni, fatti loro. No, sono arrivati dopo? è successo qualche altra cosa dopo, sì. Ok, no, per capire. Infatti ci arriveremo adesso, piano piano. Luca. Sì, no, beh, certo, certo. Le Domus Deianas c'erano già? Sì, hanno iniziato a farne sempre di più, sempre di più, sempre di più. Come Molte, le hanno molte, fatto molte. le Domus Deianas? Come le hanno fatte? Le hanno modellate? Stesso modo, verbi, parole, cioè non verbi, loro non sanno parlare come parliamo noi ora. Loro emettono suoni, squitti, rumori che vengono dalla gola, dalla pancia, robe del genere. Sono resi per parlare, non hanno una lingua come può essere la nostra, ok? Loro parlano in maniera quasi più simile agli animali che alle persone d'oggi. Però la cosa buona è che questa comunicazione così basilare permette a loro di riuscire a entrare subito in comunicazione col mondo degli spiriti. Quindi gli spiriti elementari degli oggetti, delle cose, li rispondono. Quindi se loro emettono un suono verso una roccia, la roccia risponde entrando in vibrazione a questo suono e gli spiriti dell'acqua, che magari, perché sto vedendo adesso loro lo stanno facendo dopo che ha piovuto questa cosa, ha piovuto, dividono il sito perché sentono quel sito risuona, che sta vibrando, che vibra col mondo dei morti, perché ci sono alcune nella griglia della terra ci sono alcuni punti che sono più di altri, ok? Sì. Loro non vanno solo quello del mondo dei morti, no, in realtà dipende cosa devono andare a comunicare con il mondo degli spiriti, degli antenati. Per loro il mondo degli spiriti non è diviso dal mondo della materia, loro si indica cosa? Loro hanno una visione che è pluridimensionale rispetto a noi. Loro vedono la nonna morta seduta a casa, capito? Hanno una visione che è completamente diversa. E loro cosa vanno a fare? Loro fanno vibrare, fanno entrare in risonanza, che poi in realtà pestano anche delle pietre, mi sembrano, che delle pietre metalliche suonano, come per farle vibrare e creano questa sorta di campo elettromagnetico intorno al sito, che poi gli permette di lavorare con più facilità la pietra. Ma le pietre, cioè delle Domus Deianas, non sono nate cioè soltanto come zone di morte, di cimitero. Loro nascono come sito di comunicazione con le altre dimensioni, tra cui c'era anche quella dei morti, è vero, sì, c'era anche quella, ma venivano utilizzate anche come luoghi di cura, dove poi anche lì io vedo che loro battono delle bacchette di pietra, a volte che suonano, sembrano campane di cristallo, oppure suonano pietre di ferro o di altri materiali, riescono a farli risuonare insieme alla loro voce, si creano della sorta di onde elettromagnetiche che si scontrano e riescono a creare anche delle guarigioni. Ma dice qualcosa di diapaso? È una sorta di diapason, bravo. Hai detto bene, sì, è una sorta di diapason che loro utilizzano. Infatti sto vedendo adesso le corna di questo. In molte Domus Deianas all'interno ci sono delle forme, c'è chi dice che sono corna taurine, c'è chi dice che sia l'apparato femminile. Cosa sono quei simboli? Dentro il Domus Deianas. Quei simboli per loro quei simboli rappresentano Dio, cioè per loro quello è Dio. Quello è Dio ed è Dio maschio, femmina, tutto. Per loro quel bue rappresenta il caos primordiale da cui loro arrivano, da cui loro nascono, da cui loro vengono generati. Loro vengono da lì. Cioè come lo chiamano loro quel Dio? Una parola che viene. Ur. Ur? Sì, Ur. Basta, solo Ur. Perché loro, te l'ho detto, loro non hanno
una lingua come la nostra, che è comunque piena di vocaboli, eccetera. Loro dicono suoni, parole, che sono quelle, e da quelle lì poi dopo, capito, la parola va a indicare una cosa, la parola indica una vibrazione. Cioè loro, per esempio, per chiamare Dio, io li vedo che sono seduti, ci sono alcuni di questi uomini, sono tre uomini e una donna, dentro una domus deianas, che poi è tutta arredata con teschi umani, cioè secchi, tipo quelle robe Madagascar dove si vedono i morti dentro a casa, una roba così, ci sono teschi umani secchi che vengono appoggiati lì ed entrano in risonanza e ripetono a un certo punto questo suono inizia a vibrare con la roccia. I periodi in cui sono più fertili queste cose sono i periodi in cui ha piovuto molto e la terra è zuppa, è bagnata. Perché per loro in quel punto cosa è successo? Che Dio ha fatto l'amore con la dea, cioè capito? Le due forze, polarità maschile e femminile, si sono accoppiate e hanno fertilizzato, quindi ti permettono di accedere al Dio primordiale. Il Dio primordiale è quel toro lì, che poi loro nel tempo è diventato un toro, inizialmente non era un toro. C'erano i due mondi materiale e spirituale che si univano nel mondo loro, nel mondo che loro rappresentavano. Poi col tempo si è modificato e ha preso la forma di un toro. Le due corna, le guide mi stanno dicendo, le due corna, quindi anche nelle divinità di tutto il mondo, non è che sono due corna, perché sono cornuti come diciamo noi, rappresentano le due polarità, spirito e materia, maschile e femminile, che vanno a unirsi nell'umano che poi riesce a vederle entrambe, che nell'umano. Per loro in realtà per loro è una cosa scontata il fatto che tutti le vedano queste cose. Cioè, è proprio una cosa. Per loro non capiscono la differenza tra una cosa e l'altra. Per loro tutto quello è una cosa unica. Capito? Poi alcune Domus de Janas. Ci sei ancora? Sì. Sì, sì, mi senti? Sì, sì, alcune Domus de Janas sono delle terme. Sono fatti in punti termali dove poi vengono proprio messe delle pietre. Come una sorta. A parte delle. Sì, alcune sono tipo. Ma non terme, ho sbagliato il termine, delle saune. Cioè vanno tipo capanne sudatorie vengono utilizzate. Vengono utilizzate come case di cura, case curatorie. Alcune vengono utilizzate per riportare il morto che è appena morto nel mondo dei vivi per farlo parlare e chiedere alcune ultime cose prima di lasciarlo andare. Alcune sono riti dell'incubazione, alcune sono solo per il seppellimento. Cioè, alcune sono per mettersi in contatto con divinità femminili, altre maschili, che poi divinità. Per loro le divinità possono essere anche semplicemente antenati morti tantissimi anni prima, che hanno fatto grandissime cose, e allora a quel punto li vanno a divinizzare proprio, capito? Questo è quello che a me arriva adesso, capito? Ok. No, però che volevo capire, c'è solo questa civiltà oppure ci sono anche altre civiltà tipo giganti, umanoidi che conosciamo? Per adesso non ce ne sono altre, però no, quello che mi arriva, quello che mi arriva, no, bugia, ci sono alcuni, loro li chiamano uomini selvaggi, sono quelli che noi chiamiamo Neanderthal, credo. Ah, a proposito, infatti. Li vedo ancora lì, ce ne sono sempre ce ne sono pochissimi, perché comunque sono stati sono rimasti principalmente nelle zone montane del centro, sono stati allontanati perché reputati pericolosi, eh, cioè proprio loro non li hanno fatto una guerra, però li hanno allontanati perché li reputavano pericolosi. Li reputavano pericolosi perché non erano. Cioè loro li vedevano come orchi praticamente. Cioè, vedi, torniamo al discorso tipo Signore degli Anelli. Per loro quelli erano gli orchi, capito? Anche perché effettivamente erano esseri. Cioè, gli uomini di Neanderthal, da quello che mi viene da dirti, molte tribù erano anche cannibali. Non erano. Cioè, praticavano abitualmente il cannibalismo rituale per mangiarsi sia parenti defunti, alcuni, che per mangiarsi nemici. Non tutte le tribù lo facevano di Neanderthal, però alcune sì. E questa cosa era molto mal vista da questo popolo di pigmei.
Ma ce ne sono pochissimi, sono un centinaio di questi Neanderthal, sono quasi del tutto morti, estinti. Cioè, anche perché non stanno più riuscendo a cacciare come un tempo. eh, le prede li sono state allontanate, prese dai pigmei che hanno altre armi che loro non hanno, come l'arco, o comunque hanno conoscenze superiori, cioè hanno conoscenze diverse anche a livello proprio psicologico. Eh, il buono dei Neanderthal è che principalmente loro sono telepatici, parlano principalmente telepaticamente. E le prime volte che loro hanno visto, ancora prima di quest'epoca qui, questi pigmei, loro hanno provato a entrare in comunicazione con questi esseri telepaticamente, non ci sono riusciti e quindi sono passati, ce li hanno visti come animali, perché per loro non comunicare telepaticamente in maniera forte era un... Perché questi sapiens, come li chiameremo oggi, questi pigmei in realtà hanno una telepatia, ma è molto più blanda rispetto a quella dei Neanderthal. E poi i Neanderthal hanno una forza anche psichica molto superiore rispetto ai pigmei. Sono molto più forti a livello fisico e anche psichico, proprio come capacità di piegare la realtà. Quindi anche magari riuscire a... Io ti dico quello che vedo. Io vedo che i Neanderthal che quando passano riescono a piegare gli alberi con la forza del pensiero. Il pensiero. Sono però animici o usano altri tipi di energie? I Neanderthal sono animici, ma proprio sono come se fossero animici, ma a un livello più unitario e vicino agli animali, cioè sono più vicini agli animali rispetto che all'uomo. A parte hanno queste grandi capacità, però queste grandi capacità sono proprio capaci, riescono più a sviluppare proprio per il fatto che sono così vicino agli esseri umani. E agli esseri umani, volevo dire, al mondo animale e sono leggermente negli esseri umani. Ok, se sei d'accordo, andiamo avanti alle prime costruzioni dei primi nuvali, proprio come li conosciamo noi. Ok? Perché se no ci focalizziamo solo lì. Sì, no, ma infatti, sì, anche perché poi dopo verrebbe voglia di spostarsi in altre epoche, altre cose, invece adesso una cosa per volta, poi ne faremo tante altre di queste investigative super fighissime. Eh, adesso andiamo a vedere le prime costruzioni di Nuraghi, quelle che conosciamo noi. Ok, stanno costruendo il Sant'Antine. C'è una costruzione di Sant'Antine, però ci sono dei giganti, uomini molto più grossi rispetto alla media anche attuale. Diciamo la data più o meno che ti viene, poi parli di quello che vuoi. Siamo intorno al 3500 avanti Cristo. Ok. È arrivato questo popolo di giganti, però prima di guardare questo magari andiamo a vedere da dove arrivano, che ne dici? Come vuoi, sei tu che vedi. Diciamo così, perché io vedo già loro che stanno costruendo qua. Però volevo vedere dove arrivano. Ma guardiamo prima come costruiscono e poi vediamo da dove arrivano. Facciamo così. Vai, come vuoi. No, mi dicono le guide che per essere più chiaro devo tornare indietro. Tiriamo indietro e andiamo a vedere quando arrivano questi uomini qui. Ok, siamo nel 4000 avanti Cristo circa. 4500, 4000 più o meno. Nel 4500 sono iniziati ad arrivare i primi di questi giganti sull'isola. Intorno al 5000 avanti Cristo sono avvenute delle guerre molto violente in Mesopotamia, nella zona proprio dell'attuale Iraq, tra popoli differenti che non sono popoli terrestri completamente. Ci sono popoli che vengono da altre dimensioni che non sono quella terrestre.
ci sono popoli che si stanno scontrando tra di loro, ci sono popoli proprio... Ma è come se fosse la fine di un'altra grande battaglia che adesso non mi sfugge. Comunque ci sono popoli sia che stanno combattendo in terra con armi terrestri, che popoli che stanno combattendo con quelli che noi oggi chiameremo UFO nei cieli. E sta avvenendo un casino, un Stai parlando casino. degli Asura e degli Eva? O sono molto più antichi? Sì, esattamente, sono quelli. Ci sono due popoli. Allora, c'è un popolo di giganti vicino ai nordici che noi abbiamo visto, però c'è un altro popolo ancora. A me mi viene un nome, gli Anakin. Non so perché. Sì, Anunnaki, una roba del genere, praticamente, sì. Anunnaki. Sì, perché loro si reputano i legittimi re di questo pianeta, ok? Sono una sorta di stirpe di giganti. Ci sono giganti e tra questi giganti ci sono anche alcuni di quelli che poi in futuro diventeranno quelli che noi definiamo i nordici. Però non ci sono solo nordici qua, ci sono proprio popoli grossi, con i capelli neri, la barba nera, gli occhi neri, sono scuri anche di carnagione, alcuni sono proprio... hanno un colorito che è tendente al nero. Cioè io li vedo adesso... qua ne dobbiamo fare di sessioni qua. Cioè è come se fossero... ti spiego, è come se fossero un mix... Questa alleanza è come se fosse un mix di giganti umanoidi. E ci sono tutte le etnie attuali del pianeta, più o meno, però sono tutte propositate rispetto alla grandezza media umana. Quindi non so da dove arrivino, ma vengono comunque da un'altra linea temporale, mi viene da dirti. Comunque non fanno parte della nostra linea temporale. Cosa del genere? Sì, mi viene da dirti che vengono dagli Stargate questi. Dall'altra parte ci sono degli esseri col cranio allungato, che in realtà ci sono da prima, anche se sono sempre nascosti dentro il pianeta. Sono esseri umanoidi anche questi, ma sono completamente glabri, privi di peli. Anche loro dicono di essere i legittimi proprietari del pianeta. Tutti sono padroni del pianeta. Questi però non provano emozioni come le nostre, provano istinti più che altro. Hanno una fredda razionalità. Sono freddi, cioè non provano emozioni, sono freddi, li vedo più molto anche loro sono molto alti. Sono alti circa 3 metri. Questi giganti che hai visto prima in Sardegna chi sono collegati? Di quelle fazioni lì, chi hai detto? Sono collegati principalmente a quell'alleanza che abbiamo visto prima, dove ci sono i popoli sumerici, i popoli della Mesopotamia, che poi non sono, cioè non sono i sumeri che noi intendiamo oggi, sono cose ancora più antiche. Ci sono questi esseri qui, cioè praticamente questi esseri a un certo punto cosa fanno? Iniziano a colonizzare la Terra, avevano già iniziato a colonizzarla con delle alleanze e delle robe varie. Vanno a modificare le divinità naturali originali del pianeta, che vengono influenzate da loro, dal fatto che iniziano a fare sacrifici umani sul pianeta. Questa roba non la sapevo, mi è nuova. Comunque loro praticamente cosa fanno? Iniziano a creare tutto quello che noi intendiamo oggi come quella civiltà della valle dell'Eufrate, del Tigri, della Mesopotamia, da quella zona lì. E c'era un enorme regno che andava dalla Palestina, dalla Mesopotamia, sino ad arrivare alla fine dell'Iran, più o meno. Poi in quelle montagne lì, nascosti in quelle montagne lì, che si trovano lì, si trovava quest'altro popolo, anche questo però effettivamente c'era più tempo rispetto a loro, e viveva in mezzo alle montagne. Erano conosciuti dalle popolazioni di umani selvatici come
draghi, demoni delle montagne. Cioè loro non sono, io gli ho detto umani, ma in realtà sono vicini a dei rettili rispetto a che a degli umani, anche se non hanno la coda. Cioè li vedo, sembrano quasi dei... Presente il chupacabra, quello che si vede nelle leggende, una roba simile, sono esseri immondi, cioè si nutrono principalmente di carne. Tutti questi esseri e razze in antichità c'erano, si vedevano in 3D. Sì, 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 Ma sì. era la Terra era nella stessa frequenza di adesso? No, O no, no. Infatti. La Terra era una settima dimensione, la Terra era in un paradiso terrestre prima che arrivassero queste razze. Solo che cos'era il problema? Cioè non c'era evoluzione nella Terra, la Terra era così e finiva così. Tutti sono contenti, tutti sono felici e non succede mai niente. Fine. Non avviene mai nulla. Questi esseri arrivano e iniziano a portare delle innovazioni. Questi esseri prima non riuscivano ad avere un grande aggancio sulla popolazione. Poi sono avvenute delle catastrofi naturali. Quando sono avvenute queste catastrofi naturali, gran parte della popolazione del pianeta è stata distrutta. E sono uscite malattie e robe varie, e spiriti maligni, che parole, sono arrivati sul pianeta. Che poi loro hanno portato questi esseri qui. Questi esseri qui perché sono stati ben voluti dalla popolazione? Perché loro sono coloro che hanno riportato l'ordine. Hanno riportato l'ordine in quel caos che c'era. La gente stava morendo, erano rimasti pochissimi esseri umani in tutto il pianeta, specialmente in quella zona lì, della Mesopotamia. Erano quasi tutti morti. Quella zona era stata completamente presa dal diluvio, mangiata dal diluvio. Cosa? Ma quali tipi, tu stai parlando di esseri umani, ma quali tipi, perché prima hai detto che erano quelli piccolini. Sono tutti esseri umani piccolini. Sono tutti esseri umani piccolini, tipo quelli che c'erano in Sardegna. Tutti esseri umani piccolini principalmente. Ok. Principalmente sì. Poi c'era un'altra stirpe di esseri umani che ora non sto vedendo, ma anche quella dovrebbe essere con i crani allungati, qualcosa del genere. E i Neanderthal, sì. E poi altre... No, bugia, ci sono altre razze. Nel nord della Cina c'è un'altra razza ancora. C'è un'altra razza di umani ancora. Abbiamo elencato, sono totalmente terrestri, giusto? Lascia perdere quelli che in guerra, stiamo parlando dei pigmei, quelli piccolini. I Neanderthal e questa razza che hai detto adesso, sono totalmente terrestri o fanno parte di un'altra creazione? Allora, i pigmei sono totalmente terrestri. Loro dicono di essere nati dalla polvere delle stelle. Quella è la loro cultura, nasce da lì. I Neanderthal, loro non hanno un'idea di creazionismo. Per loro è scontato che loro siano sempre esistiti. Cioè loro non... Vivono e basta. Hanno una mentalità molto più... Non si fanno domande. Bravo, esatto. Non si fanno grosse domande. E poi c'è un altro popolo che si trova nel centro dell'Atlantico, con dei crani allungati, e sono una civiltà che però è precedente anche a quegli esseri lì. Quelli sono gli Atlantidei, sì. Quelli sono un'altra cosa ancora. E quegli esseri lì conoscono alcune... Cioè, ma non vivono esattamente nella nostra dimensione. Sono una dimensione intermedia ancora, che è ancora più elevata. Capito? Non è una dimensione... È come se fosse un'ottava dimensione da cui arrivano gli Atlantidei. Non è una dimensione come può essere la nostra, in cui stanno questi mini pigmei che sono in una settima. Loro sono in un'ottava dimensione. L'ottava dimensione, se si vuole far vedere, si fa vedere. Se non si vuole far vedere, tu non la vedrai mai. E loro praticamente vivono con una tecnologia che è l'integrazione ancora maggiore del mondo spirituale, delle frequenze e della risonanza rispetto a quello dei pigmei. Loro hanno un altro tipo di cultura diversa ancora, che adesso non c'entra particolarmente con quello che stiamo vedendo. Possiamo andare a vederlo un'altra volta magari. È come se fossero gli elfi. È come se fossero gli elfi loro, capito? Stiamo descrivendo Tolkien, tu non ti sei accorto, ma Tolkien già descriveva tutte queste cose qua. A volte la realtà batte la fantasia, tipo cose del genere. Bellissimo,
hai descritto un mondo. Comunque, Toccami Sardegna. no, volevo vedere, mi stanno portando a vedere la parte del Medio Oriente, cosa avviene, cosa spinge questa migrazione di giganti in Sardegna. Vai, giusto. Pensavo che era dal... No, niente, praticamente allora loro vincono la guerra, questi giganti riescono a vincere la guerra contro questi esseri, li decimano, ne lasciano veramente pochissimi in vita che si nascondono in mezzo alle montagne. Praticamente vincono i Deva in sostanza, gli Asura muoiono male, vengono distrutti. Solo che però il problema che cos'è? Alcune zone sono state profondamente distrutte. La zona del Nord Africa è stata distrutta, è stata coinvolta anche ciò che rimaneva della civiltà atlantidea in questa guerra, alla fine dei conti, che aveva il Nord Africa come anche altra parte di interesse. E poi il Medio Oriente è diventato il deserto che conosciamo oggi. Il Medio Oriente non era quel deserto lì, solo che hanno utilizzato delle bombe particolari. Poi ragazzi, so che sembrano cose assurde, però io vi dico quello che a me arriva, cioè, che per me è assurdo. Che sono tipo 10.000 volte più potenti rispetto a una bomba atomica umana attuale. Cioè la bomba atomica per loro è una bomba normale. Hanno sganciato queste bombe che hanno completamente devastato il pianeta, devastato completamente. Poi gli epicentri in cui questa bomba è caduta sono quelli dove gli umani non sono più ce l'hanno fatta più riformarsi. Gli altri che sono i grandi deserti del pianeta. Alcuni dei grandi deserti del pianeta sono questi, perché sono roba proprio che cambia la struttura astrale, eterica del pianeta. Bisognerebbe utilizzare degli altri strumenti per rimetterla a posto. Infatti loro alcune zone sono andate a riarmonizzarli e hanno creato poi quello che sono alcune delle società arcaiche antiche. Sì. Comunque alcune zone loro le hanno bonificate per poterci rimettere gli umani e per poter e poi lì non sono più entrati in interazione diretta con gli umani. Hanno iniziato ad estraniarsi, hanno messo i loro figli che avevano avuto con donne e uomini terrestri con cui si sono ibridati, perché la cosa assurda è che loro vengono da una realtà parallela alla nostra. Cosa significa? Che alla fine il DNA è quello, l'unica cosa che loro hanno è il gigantismo in più, però principalmente sono simili, sono molto simili. Comunque hanno creato questa razza di regnanti che poi sono diventati regnanti del tempo, che erano un pochino più piccoli di loro, ma sono diventati regnanti del tempo. Hanno creato un'altra razza ancora da utilizzare come manovalanza gigantesca, proprio totalmente ibridati per andare a sopperire al fatto che umani non erano rimasti ancora di meno. Cioè sono morti in guerra molti di questi umani, perché poi gli eserciti effettivamente si sono scontrati tra l'esercito, quello che poteva essere quello che noi definiamo gli asiatici, legati a quelli che erano gli Asura, e l'esercito che poi noi possiamo definire medio orientale, che invece erano i Deva. Vi sto spiegando le cose per poterci capire. Poi non... Stai andando a tratti, ti vedo... Ok, e forse la connessione un pochino che sta andando così. Comunque, vado alle ciance. Allora, niente, praticamente inizia questa migrazione dal Medio Oriente e praticamente gli promettono la terra promessa. È presente il mito biblico della terra promessa? Mi senti? Sì, ti sento ma ti vedo a tratti. Ok. Vabbè, per vedermi non fa niente. Tanto l'importante è che mi senti, tanto poi rimane registrata la sessione. Alla fine l'importante è che sentano le informazioni. Poi per la mia faccia non penso che ne freghi più di tanto. Comunque niente, si crea questo mito dopo questa sorta di distruzione completa, che è una sorta di distruzione completa che avviene circa durante il 6000 avanti Cristo, più o meno,
6.000 a.C., 5.500, più o meno quegli anni sono lì. Non è avvenuta in un giorno, è una roba che è avvenuta in secoli, una guerra di secoli questa. Niente, si crea questo mito, questi qua di questa dimensione parallela alla nostra inventano il mito della terra promessa, che già esisteva nei popoli terrestri, questa cosa della terra promessa, di una terra migliore rispetto a quella dove si vive, dove c'è pace, dove c'è calma e tranquillità. Loro inseriscono anche il concetto di latte e miele. Prima non c'era il concetto di latte e miele perché gli uomini primitivi che c'erano in tutto il mondo non bevevano latte e il miele, non lo conoscevano, non mangiavano il miele neanche, se per quello, cioè proprio non... Questi nuovi arrivati hanno portato nuove idee. Sì, questi nuovi arrivati portano l'allevamento, l'agricoltura, i tessuti come il lino, la canapa, il cotone, tutte queste robe qui che prima la gente non conosceva. Tutte cose che facevano nell'altro pianeta parallelo. Tutte cose che loro facevano nel loro pianeta parallelo a livelli tecnologici superiori, solo che una volta sono passati qui la tecnologia non era più la stessa, non funzionava più come nel loro posto. Quindi hanno dovuto tutto reinventarsi da zero con roba molto più analogica, capito? Che digitale. Comunque ti devo avvisare che sono le 16:10. Ok. Vediamo di vedere questa cosa, poi ne faremo un'altra per approfondire questo discorso. Questa è la sessione Neurologici parte 1. Niente, loro cosa fanno? Queste grosse navi, grossi galeoni, che poi alcune hanno proprio la croce, hanno vele bianche con una croce rossa al centro, sembrano le bandiere dei crociati, e vanno in giro per il mondo. Diventano gli eroi civilizzatori del pianeta, che vanno anche a risolvere parte dei casini che hanno fatto durante quella guerra planetaria. Ecco perché nelle cose arcaiche si vedono sempre queste barche con nei disegni arcaici nella roccia, sia in America Latina che nella Spagna. Ci sono proprio dei disegni con delle barche. Sono gli eroi civilizzatori, sono partiti anche dal Golfo Persico, perché poi quella roba lì è tutta una roba più o meno unica. Solo che una volta che poi hanno avuto quella sorta di vittoria pirrica e quella zona è diventata, a parte alcuni punti, gravemente sterile, hanno dovuto migrare verso altre parti del pianeta. Ecco, ti faccio una domanda. Hanno a che fare con i bronzetti sardi delle barche? O sono cose successive? I bronzetti sali delle barche sono nati dopo, anche quelli. No, ok. Però sono loro che hanno ispirato questa cosa. Loro, quello che vedo è che arrivano in Sardegna e incontrano la società locale. E poi avvengono degli scontri con la società locale. La società locale conoscerà la guerra grazie a loro. Loro hanno un altro tipo di vita e di visione del mondo. Loro non comandano le vecchie sagge. In loro comanda l'uomo giovane, l'uomo nella sua massima forza, tipo più o meno un uomo un po' prima della mezza età, in cui ha raggiunto particolare saggezza e forza fisica al tempo stesso. Una volta che l'uomo supera quell'età lì, viene ammazzato. Cioè non sono patricidi praticamente. Governa un unico pochi capi, specialmente un capo per tribù, per gruppo di giganti, che poi Come erano armati questi giganti? sono armati sino ai denti. Hanno il bronzo, hanno il ferro, sanno lavorare i metalli, sanno lavorare il legno, conoscono la pece, hanno una scienza superiore rispetto a quella dei... Si sono scontrati con questi pigmei in Sardegna. Sì, quei pigmei avvengono delle guerre. E poi magari questa parte l'andremo a riguardare prossimamente, così non perdiamo Siamo arrivati al la precisione delle informazioni, sì, perché man mano che poi si va avanti nella sessione si perde un pochino la precisione. Sì, no, perfetto. Ok, Dove abbiamo finito? vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo nella seconda parte.
Arrivederci alla seconda parte, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao.